sono un sacco di persone che mi chiamano e mi dicono delle cose che vorrebbero per il Veneto, da chi ha preoccupazioni per la nonna, per gli anziani, chi ha preoccupazioni per l'azienda, chi ha preoccupazioni per il lavoro. Ecco, è un'empatia che cresce anche in modo concreto e costruttivo, non è solo un appoggio a un'avventura, ma è anche la voglia di partecipare alla costruzione di un programma e di un dialogo. Un entusiasmo palpabile, quello intorno al candidato Giovanni Manildo, che ha aperto la campagna trevigiana al Parco degli Alberi Parlanti di Villa Margherita, davanti ad oltre 700 persone, molte delle quali giovani, che lo aiuteranno nella rincorsa al posto di presidente della Regione Veneto, quella del dopo Zaia. Al centro dello slogan Creare futuro ci sono sanità, lavoro, giovani, scuola, impresa, ma anche tutela dell'ambiente e del territorio, temi con i quali è discusso anche con la segretaria nazionale del PD Elly Schlein a Marcon. Una ragazza che veramente ti fa sentire una di noi, temi molto concreti, sul Veneto molto centrata. Abbiamo avuto un dialogo in questi giorni molto propositivo, abbiamo parlato di diritto alla salute universale, di mobilità, di trasporti, di una necessità di una politica industriale vera, di cercare di affrontare in modo costruttivo il costo dell'energia, abbiamo parlato di dazi. Insomma, non è stato soltanto emozione ed empatia, è stata anche un bel dialogo costruttivo su un programma che sono certo possa fare il Veneto migliore. Sul palco con lui Tommaso e Matilde, due studenti universitari, ad aprire i discorsi e poi la chiusura con la canzone di Vecchioni, Sogna ragazzo, sogna, perché mai come questa volta potrebbe essere la volta buona. Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore.